Che cos'è stato e che cos'è Cauterio per noi? Cauterio per noi è un percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso. Abbiamo iniziato l'anno scorso immaginando il futuro della Terra, no? Il futuro della Terra pensato nel 2340. 60, Andrea mi suggerisce 2360, quindi molto più in là. La Terra, e questo proviamo a immaginarlo, no? Questo percorso l'abbiamo iniziato prima che ci fosse il Covid e perciò è stato quasi premonitore, sfortunatamente. Però abbiamo pensato alla possibilità che per un evento o per un virus o per qualcosa che ha cominciato a modificare l'uomo, e l'uomo è passato dal avere più o meno il 15%, no, di funzionalità del proprio cervello al 100% di funzionalità. E abbiamo detto: che cos'è la prima cosa che cambia nel poter usare il proprio cervello al 100%? E siamo arrivati alla conclusione che la cosa che cambia di più è la capacità di discernere il bene dal male. Abbiamo detto perché l'uomo oggi sceglie il male? Perché spesso non riesce a riconoscerlo, non riesce a trovare la positività, no? Nel bene, e sceglie il male. Se l'uomo avesse la possibilità di usare il 100% delle proprie facoltà intellettive, sicuramente sceglierebbe il bene. Quindi abbiamo detto anche che oggi, se si sceglie il male, lo si sceglie perché si è stupidi, perché si crede di trarne un vantaggio. Abbiamo provato a pensare chi è che sceglie il male, abbiamo provato a pensare quali sono le scelte, no, che poi il male si porta dietro. E quindi ci abbiamo messo la delinquenza, ci abbiamo messo il bullismo, ci abbiamo messo tutte, no, quelle scelte che in fondo sono dovute soltanto alla stupidità. E perciò abbiamo immaginato Cauterio. Perché Cauterio? Perché Cauterio era il vecchio strumento dei medici antichi che toglieva la ferita, curava, no? Quindi il nostro pianeta, no, è il pianeta che cura, e abbiamo cominciato a lavorare su che cosa potesse essere per noi Cauterio. Come ci abbiamo lavorato? Ci abbiamo lavorato cercando di scrivere delle poesie, dei brani in prosa. Non è stato facile, e allora abbiamo scelto un percorso diverso, ed è stato quello di: ognuno di noi ha scelto una canzone, sulla struttura di quella canzone ne ha cambiate le parole e l'ha fatta diventare propria. È uscito fuori un lavoro articolato, vario, carino, più carino di quanto ci si aspettasse, e bon, per noi Cauterio non è altro che la Terra nel 2360.